Ciao da Nicoletta e siamo a 00:45 dopo... Oggi è stata una giornata intensa, 14 ore d'aula questa mattina alla SUPSI per un master in PNL, quindi all'Università Svizzera, per fare un corso di formazione continua, nel senso a persone, a manager aziendali, e questa sera serata sull'autostima. È stato bellissimo perché, vabbè, qui potete vedere la sala vuota, eravamo quasi un centinaio di persone, è stato veramente interessante vedere che cosa, capire come l'autostima sia determinante in ogni settore. C'era un poliziotto che da 34 anni, un sergente che presta servizio, c'era la casalinga, c'era l'imprenditore. Quanto l'autostima è determinante, quanto fa la differenza, non tanto quello che mi succede, ma come reagisco a ciò che succede. Pensa a livello aziendale, quanto una persona che ha una buona autostima, una buona centratura, una buona sicurezza possa essere efficiente ed efficace, e quanto invece quando abbiamo vittime sacrificali, persone che non credono in loro, persone che hanno un'autostima bassa, si arrivi a stare davvero nel limbo della perdita costante di energia. Cos'è che ti porta ad avere autostima? Cos'è che ti porta a essere sicuro? Quanto è importante nel tuo lavoro, nel tuo ruolo di leadership, l'autostima e il credere in te, sentire che meriti ogni risultato? E quante volte accade che a volte ci siano delle maschere? Scusa se faccio qualche gaffe stasera, veramente perdonami, che dalle 8 di stamattina che sono in aula. Vorrei condividere, visto che ci avviciniamo anche a fine anno, una riflessione molto molto importante sui rimpianti. C'è un bellissimo libro che ha pubblicato uno dei miei editori che si intitola Vorrei averlo fatto. Una signora ha intervistato malati terminali, cioè coloro che non hanno più nella visione un futuro, almeno in questa vita terrena, ma che guardano magari con lo sguardo, danno uno sguardo al passato, a ciò che sorride, che gli fa star bene, o a ciò che vorrebbero avere fatto. E sapete quali sono i rimpianti? 5 rimpianti maggiori. Te li leggo perché sono veramente, mi hanno colpito molto. Vorrei aver avuto il coraggio di vivere una vita fedele ai miei principi e non a quelli che gli altri si aspettavano da me. Te la ripeto meglio perché vorrei aver avuto il coraggio di vivere una vita fedele ai miei principi, cioè vorrei aver avuto il coraggio di vivere la mia vita, vorrei aver avuto il coraggio di vivere ciò che sentivo dentro io. Quante volte indossiamo delle maschere perché non vogliamo deludere le aspettative di qualcuno, di un familiare, di un genitore, di un datore di lavoro, di un leader. Quante volte viviamo una vita non nostra, una vita che non segue i nostri valori, i nostri principi, i nostri sogni. Vorrei aver vissuto una vita che sceglievo io, non la vita che gli altri sceglievano per me. Quante volte ci scelgono il lavoro, la vita, o ci scelgono le persone con cui interagire, perché abbiamo paura e quindi magari ci lasciamo guidare da scelte altrui. Qui si potrebbe aprire veramente un discorso di migliaia e migliaia di parole, è solo che già stasera riesco a formularne 2 in modo così un po' malsano, quindi evitiamo. Malsano no, non è un bel termine, un pochino così stanco. Allora adesso ti dico il secondo principio. Perdonami, ho preferito comunque farti un video anche in queste condizioni per far vedere comunque quanta energia si dà e quanto si possa ancora dare anche se si è un pochino stanchi. Solo che nel leggere il secondo principio adesso, oggi non sono molto congruente in questo. Vorrei non aver lavorato così tanto. Quante volte si sacrifica il tempo personale perché si è nell'ipnosi dello spazio lavorativo? Pensate quante multinazionali, quante aziende continuano a fagocitare il vostro personale e non ve ne rendete conto. Ve ne rendete conto quando ormai le persone le avete schiacciate, le avete poco innaffiate, nutrite, e quindi sono ormai lontane da voi. Io vi dico, per me il mio lavoro è la passione, solo che la prima cosa per me è il mio privato. Quanto importante è il privato, quanto importante è essere nutriti.
e dedicare uno spazio importante anche a ciò che va oltre il lavoro. Vorrei aver avuto il coraggio di esprimere i miei sentimenti. Quante persone non hanno il coraggio di esprimere ciò che sentono, perché chissà cosa pensa, chissà cosa dice, se poi sono rifiutate, se poi quello che dico non viene corrisposto, se poi quello che provo viene giudicato male, viene frainteso. Avere il coraggio di esprimere ciò che si sente. Vorrei essere rimasta in contatto con i miei amici. A volte la vita ti porta a fare delle scelte o a perdersi. Io con certe persone ho scelto di perdermi, con altre persone continuo a scegliere di vivere e condividere momenti molto molto belli. Vorrei aver permesso a me stesso di essere felice. Non ce lo permettiamo, siamo talmente nel vittimismo a volte, in mille altre cose, schemi mentali che non ci permettiamo di. E qual è il tuo rimpianto? E come puoi trasformare, visto che ci si augura di avere ancora un bel po' di anni di fronte, come puoi trasformare questo rimpianto in qualcosa che puoi andare a fugare, e che azioni puoi fare per ottenere o andare verso questa cosa che per te è importante? Potrei aprire anche qui, ci sono dei film bellissimi, c'è un film molto bello che lavora un pochino su questo, ma sarebbe troppo lungo adesso. Condividi veramente con me il tuo pensiero, qual è il tuo rimpianto e quanto è importante l'autostima e quanto è legata l'autostima alle cose che ti concedi di fare e ai rimpianti che allontani e eviti di avere. Una domanda interessante, presumo. Ora davvero ti lascio perché non riesco più a coniugare una parola. Ciao, 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 ciao da Nicoletta, ciao.